buonasera a tutti. Vedo molte facce note, ma non solo fra i relatori, anche fra i nostri partecipanti. Ci sono dei partecipanti che ormai ci seguono da mesi, perché da mesi facciamo questi incontri e che sono ormai affezionati. Questa è una sera speciale perché parleremo di libri ed come sanno molti di voi, io sono veramente affezionata ai libri da sempre. E quindi per me è veramente un onore ospitare su questa piattaforma tantissime persone che amano i libri, scrivono i libri, quindi vuol dire che chi li scrive è ancora di più una persona a cui piace la cultura. L'Ecomuseo, che io rappresento, ha all'attivo una settantina di libri in diverse collane, poi Margherita vi racconteranno un po' tutti. Questa sera appunto, che è stata inserita nella settimana dell'Ecomuseo, della cultura friulana, vuole far vedere la ricchezza di questo territorio. I nostri libri non sono romanzi, raccontano il territorio, raccontano le vicende del territorio e quello che su questo territorio si è fatto, si fa. Quindi ringrazio principalmente tutti gli autori, che sono qui numerosissimi, ed sarà una bellissima chiacchierata, che poi, essendo registrata, chiaramente potranno vedere chi questa sera non è presente anche in futuro. Quindi grazie a tutti. Grazie a Leonardo. Leonardo, per chi non è numerosi autori, tanto abbiamo più autori oggi che partecipanti. Leonardo viene e abita ad Buenos Aires. Sono le che ora è adesso lì? La ora di lavorare? Sono contento di voli al Mancul. Leonardo, sono le 3:43 di ecco, sera. che lascia il lavoro per venire ai nostri incontri. Grazie Leonardo. È un piacere. Abbiamo poi Sonia, che anche lei è una nostra affezionata volontaria, la prima volontaria dell'Ecomuseo. Grazie Sonia per essere qui e grazie ancora a tutti. Rilascio la parola ad Alessandro ci risentiremo più tardi. Grazie. Grazie. Allora, dico due parole di introduzione così. Presentiamo questa sera le collane dell'Ecomuseo di Saganis. Le nostre collane potremmo dire che sono fatte di fili robusti e sottili che raccolgono numerose perle. I nostri libri, praticamente. I nostri sono libri in genere medi o piccoli, di dimensioni modeste, non hanno molte pagine, ma ne abbiamo anche qualcuno che ha superato le 100, anche le 200 pagine. Ma lo sappiamo bene che il valore dei libri non si misura in centimetri e non si misura in grammi. Il valore dei libri è in quello che c'è scritto e non nelle dimensioni delle pagine o della grandezza. I nostri sono libri che possiamo dire diversi rispetto alla stragrande maggioranza dei libri che girano, perché non sono libri che nascono per andare incontro al mercato, per andare incontro al pubblico di possibili lettori, per aver successo, per scalare le classifiche di vendita, per vendere, insomma. I nostri non sono libri di questo tipo. Quelli sono i libri che fanno le normali case editrici. E noi non siamo una vera casa editrice. I nostri libri nascono dal fatto che nelle nostre comunità, nelle comunità dell'Ecomuseo, ci sono tante storie da raccontare. E soprattutto ci sono persone che vogliono raccontare queste storie, che sono racchiuse nelle nostre comunità. Vogliono raccontarle prima di tutto a se stessi e poi anche agli altri. Vogliono condividere fatti, persone, luoghi, tradizioni, conoscenze, abilità, saperi delle nostre comunità. I nostri libri sono libri, in fondo sono degli specchi, nei quali le nostre comunità si riflettono, ma per riflettere su se stesse. Sono libri per conoscere il nostro passato, per comprendere anche il nostro presente piuttosto incerto e chissà, speriamo anche per capire un po' il futuro che saremo o che vorremmo essere o che ci lasceranno essere. Insomma, conoscere, conoscersi e farsi conoscere senza orgoglio esagerato o inutile
le nostre zone non sono certamente l'ombelico del mondo, per l'amor di Dio, però anche senza la timidezza, senza quel senso di inferiorità che spesso poi è uno dei peggiori difetti di noi friulani, almeno di una parte di noi friulani. Personalmente non mi piace parlare tanto di nostre radici o della nostra identità. Le nostre radici e la nostra identità sono dei termini, secondo me, un po' abusati, troppo abusati. E sono stati impiegati un po' troppo spesso dalla politica, dal turismo più sfrontato per scopi che non sono quelli reali. Come ha scritto un noto antropologo, le radici non le hanno le persone, le hanno gli alberi che non si muovono. Gli uomini hanno gambe e piedi per muoversi. Le radici danno l'idea di mobilità nel tempo e nello spazio e gli uomini invece non devono avere radici in questo senso, perché gli uomini si muovono e non esiste poi neanche una identità, ma esistono tante identità, identità plurime, identità sfaccettate. E siccome gli uomini si spostano, non avendo le radici come gli alberi, queste identità cambiano, si incontrano con altre identità, si scontrano qualche volta con altre identità, si arricchiscono, mutano, cambiano in continuazione, anche se noi non ce ne accorgiamo qualche volta e anche se non lo vogliamo. Succede anche qui in Friuli, succede anche nelle nostre valli, succede anche nelle nostre montagne. È successo nel passato, non è vero che la nostra identità culturale del passato era ferma, immobile, succede sempre, anche in questo momento. Fermare il cambiamento, fermare l'ibridazione delle culture, delle identità non è possibile, secondo me e secondo altri, non è neanche utile. È utile conoscere le varie identità, comprendere, questo sì è utile. I nostri libri, chi più chi meno, hanno una pretesa. Non so se è una pretesa riuscita o meno, lì lasciamo giudicare i lettori, di restituire dei brani, dei frammenti del nostro appunto essere in mutazione nel tempo. Sono frammenti, sono come le minuscole tessere di un mosaico infinito, che da sole forse non è che valgono tanto, ma messi insieme acquisiscono importanza in un disegno più grande, un disegno che tutti noi abbiamo il dovere di contribuire a tracciare questo grande disegno anche attraverso i libri. Questo è il nostro contributo. E quindi prima di dare la parola per il resto, vorrei dare un grande ringraziamento a tutti quanti, anche un abbraccio virtuale, visto che non lo possiamo dare fisico, un grande ringraziamento a tutti quanti, e sono stati in tanti in questi anni, hanno lavorato i libri delle Agane, dell'Ecomuseo di Saganis, con intelligenza, con passione, anzi con amore, diciamolo pure con amore, gratis, che hanno scritto questi libri, hanno fotografato per questi libri, hanno disegnato per questi libri, li hanno impaginati e anche li hanno stampati. Quindi grazie a tutti quelli che hanno fatto in modo che l'Ecomuseo sia arrivato a superare le 60 pubblicazioni e altre, come si dirà in seguito, sono pronte per essere stampate. Grazie. Grazie Alessandro, una bellissima introduzione che assume proprio tutto lo spirito di questa nostra ricerca sulle pubblicazioni dell'Ecomuseo. Io rubo a voi un minuto solo per illustrarvi invece quali sono le collane dell'Ecomuseo Lissaganis. Le collane al momento sono 5 e hanno temi diversi, dopo li illustrerà magari meglio Alessandro nella seconda parte della serata. Io vi dico solo dove potete trovare queste pubblicazioni. Allora, intanto sono 5 collane. Abbiamo una collana per bambini che si chiama Salamandre, abbiamo una collana che si chiama Pagine dall'Ecomuseo, adesso andremo a vederle tutte, Il gomitolo delle Agane, i quaderni del fare, quelli un po' più pratici che parlano dei nostri mestieri, quelli di una volta e quelli di oggi, e i cassetti di comunità. Questa è una collana più recente che ha pochi libri, perché per il momento ne ha 3, però è in fase di evoluzione, insomma c'è sempre più ricerca per questo tipo di collana. Se voi andate su www.ecomuseolissaganis.it, il nostro sito web, si carica la pagina, vedrete in basso un box, si chiama proprio I libri delle Agane. Cliccandoci sopra
andrete in questa sezione e troverete le nostre 5 collane. Per esempio, cliccando su una potete trovare i ben 24 libri che appartengono a questa collana. Il primo, proprio il numero 1 in alto a sinistra, quindi il più vecchio, diciamo, in ordine cronologico. L'ultimo che troverete, l'ultimo pubblicato, in questo caso Mosaico per amore, l'ultimo prodotto di Rino Pastorutti, maestro mosaicista. Andiamo a vedere per esempio la collana al gomitolo, anche qui abbiamo 13 pubblicazioni, l'ultima è quella di Franca Teia, il Stiz, che ne parlerà successivamente proprio lei, che è qui presente con noi. La collana I quaderni del fare, all'interno di questa collana ci sono questi quaderni che vogliono essere come un prontuario, come un ABC dei mestieri anche di adesso, quindi mi viene in mente la cesteria italiana per esempio, che questa pubblicazione poi è stata presentata all'interno della Sagra dei Sest di Polcenigo. La collana Salamandre, come dicevo, una collana molto giocosa. Ecco, questi libri, per esempio, è molto bello personalmente, che mi occupo di impaginazione, è molto bello impaginarli perché sono tutti diversi, quindi appartengono sia a una collana, però ognuno è diverso dall'altro, proprio come sono i bambini del resto. In ultimo, come dicevamo, cassetti di comunità sono quelle ricerche che di per sé non formano un libro intero, ma che possono essere da spunto. Sono quelle ricerche che si trovano in un cassetto, appunto, da cui nasce il nome, e che è bello poter divulgare e che tutti possano vedere quello che è stato trovato in questo cassetto, che possono essere anche gli archivi comunali, per esempio. Ora chiudo questa finestra. E questa novità ve la posso anticipare, è in arrivo una nuova collana dell'Ecomuseo che si intitola Splash, che è l'onomatopeica dell'acqua. Essendo noi agane abbiamo pensato a questo nome, e questa collana parlerà dei fumetti delle agane. E quindi a breve ci sarà la prima pubblicazione, stiamo impaginando in questo periodo, e quindi ne vedremo insomma delle belle anche per questa collana. Ora lascio la parola a Simonetta Carlotta, la collega della biblioteca di Maniago, che ci illustrerà invece come funziona il punto prestito, che è una cosa che possiamo fare sia nella nostra pagina, nel nostro sito web dell'Ecomuseo, ma anche direttamente con il sito appunto delle biblioteche. Prego Simonetta. Buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti. Allora, da sempre la Biblioteca Civica di Maniago presta particolare attenzione a tutto quello che viene pubblicato sul territorio, ovvero tutto quello che è documentazione locale. Cosa si intende per documentazione locale? Tutto un insieme di documenti che contengono informazioni su istituzioni, persone, eventi passati e presenti della vita e della realtà locale. Si è creata quindi anche all'interno della biblioteca una sezione proprio dedicata soltanto a quello che è locale, la cosiddetta sezione Friuli Venezia Giulia, che testimonia proprio l'eredità culturale del territorio, della comunità che abita nel territorio. E una particolare attenzione da noi bibliotecari va data proprio alla raccolta di queste pubblicazioni che altrimenti verrebbero dispersi nelle pubblicazioni nazionali. Quindi sono pubblicazioni molto molto particolari di autori locali che magari non potete trovare nelle grandi biblioteche, però per noi biblioteche di ente locale sono veramente una grande risorsa perché testimoniano il territorio. Particolare attenzione viene anche data alla catalogazione di questo materiale, specialmente a livello descrittivo, in quanto anche persone che vengono da lontano, per esempio mi viene in mente bibliografie che facciamo sulle coltellerie, vanno a cercare dei materiali particolari che in altri luoghi non trovano, quindi la descrizione per noi è molto molto importante. E inoltre periodicamente noi curiamo delle bibliografie locali, anche in occasione della settimana della cultura friulana, che valorizzino proprio e divulghino la cultura locale. Nel
Nel tempo si sono fatte inoltre politiche di digitalizzazione di questo materiale locale. In particolare si è fatto con il sistema bibliotecario, grazie anche alla Rita Bressa, per dare accesso a queste raccolte sia da remoto, ma anche per divulgare la documentazione locale. Noi come sistema bibliotecario abbiamo usato questa piattaforma che si chiama Internet Archive. Sono stati pubblicati in questa piattaforma, che è una piattaforma no profit, non ha scopo di lucro, alcune, per noi Maniago, tutto quello che aveva pubblicato il Comune di Maniago, e per dare proprio questo accesso universale alla conoscenza. Quindi è uno spazio digitale permanente dove chiunque a livello internazionale può consultare le raccolte attraverso delle parole chiavi. Quindi si possono mettere a piattaforma non solo libri, ma anche immagini, audio, CD, musica. Se Margherita mi clicca sul... Vi faccio un esempio di cosa è stato digitalizzato. Allora, se torno indietro alla prima pagina, il titolo è Parole di Maniago. È una bibliografia di tutte le pubblicazioni degli ultimi anni di Maniago e sono state divise, se mi vai avanti con le pagine, per argomento. Quindi storia e tradizione, territorio e società, il coltello di Maniago, perché Maniago è la città delle coltellerie, quindi diamo visibilità a Maniago, città delle coltellerie. La Metrama è un concorso letterario che da anni organizziamo noi, Biblioteca Civica di Maniago, e quindi oltre alle pubblicazioni sono stati messi anche gli ebook di tutte le pubblicazioni, le antologie, la Metrama, quindi anche quelle le potrete trovare in Internet Archive, prosa e poesia. Le arti, e per esempio per quanto riguarda le arti mi viene in mente su Antonio Accenta, non è tanto che grazie a Internet Archive una signora di Gorizia ha visto questo nome Antonio Accenta, molto probabilmente ha sfogliato Parole di Maniago e mi ha chiesto in biblioteca la pubblicazione di Antonio Accenta, quindi veramente si può diffondere la cultura locale a livello sia friulano ma anche fuori dai confini del Friuli Venezia Giulia. Poi ci sono eventi anniversari e poi le associazioni sport e tempo libero, passato e presente. Quindi una vera e propria carrellata di tutto quello che in questi ultimi 10 anni si è pubblicato a Maniago e quindi una grande visibilità. Quindi per noi fare rete non solo con le scuole, con tutto quello che è associazioni, ma anche con l'Ecomuseo è da sempre stato molto molto importante. Ecco perché abbiamo accolto di buon grado la proposta di Rita di creare proprio le collane all'interno del nostro OPAC, del nostro catalogo delle biblioteche, affinché tutti li possano consultare. Quindi ringrazio gli Sagani che, dico la verità, da sempre ci hanno dotato le loro pubblicazioni. Vi faccio vedere dove le potete trovare, quindi vi ho messo i link dove questo è il nostro sito, si rifà a un sistema bibliotecario, quindi potete fare all'interno del sito Sistema Bibliotecario delle Valli delle Dolomiti Friulano, potete fare una ricerca, quindi basta che mettete il titolo e potete fare ricerca, vai indietro. Poi volevo farvi vedere all'interno del... clicca l'altro link. Ecco, vi ho messo direttamente il sito della Biblioteca Civica di Maniago. Questo è il nostro catalogo. Ecco. E qui trovate alla vostra estrema sinistra anche le bibliografie scelte che noi prepariamo. Per esempio potete trovare Lame e Coltelli, prova a cliccare, e trovate tutto quello che riguarda le lame e coltelli di Maniago.
Quindi all'interno del nostro sito vi abbiamo creato anche proprio delle bibliografie scelte, questa per esempio è stata fatta in occasione della festa del coltello. Ci proponiamo anche di fare appunto una bibliografia con tutte le collane delle Agane. Non ho avuto tempo di farla, confesso, torno indietro. E poi volevo farvi vedere che se tu scrivi proprio Ecomuseo Lyssaganis all'interno del nostro OPAC Maniago, si trovano, ti conviene tornare indietro, vai nella biblioteca di Maniago, ma dovresti trovarlo anche qui, però ti conviene perché hai la ricerca libera lì, entra, sì, Maniago. Lo ricerco qua in alto. Sì, perfetto, basta che fai cerca. Mettiamo, per esempio, a caccia di tracce. Eccolo qua. Eccolo qua. Puoi aprire la scheda, vai dentro il titolo, questa è la scheda, c'è la collana all'interno, il gomitolo delle Agane, se vai sotto vedi anche dove potete trovare questi libri all'interno delle biblioteche del sistema bibliotecario. Quindi vi aspetto in biblioteca se li volete consultare. Grazie Simonetta, sicuramente. Grazie. Sicuramente verremo a trovarvi. Mi inserisco, è un'opportunità in più, perché oltre che ad acquistare il libro si può anche chiederlo in prestito alla biblioteca. E faremo anche noi comunque per l'Ecomuseo, già stiamo pensando il discorso di Internet Archive in modo da poter rendere un servizio in più a chi vuole leggere i nostri libri. Grazie Simonetta. Grazie a voi. Io ritorno un attimino indietro, scusami Alessandro, perché mi rilaccio al discorso di Simonetta che faceva vedere come dal sito delle biblioteche si può vedere, abbiamo visto adesso la scheda, lo possiamo fare se volete anche direttamente dal sito dell'Ecomuseo Lyssaganis. Quindi prima non vi ho fatto vedere, cliccando per esempio su un qualsiasi libro, una qualsiasi pubblicazione, c'è comunque la descrizione, la stessa descrizione che abbiamo fornito a Simonetta, e il testo che Simonetta ci ha preparato. Quindi lo stesso testo con i dettagli, eccetera, tutta la dicitura poi corretta che serve per una buona catalogazione, la troviamo anche qua. Nello stesso sito, con il link, vedete che possiamo andare direttamente al libro in questione. Quindi o in un modo o nell'altro al libro si arriva comunque. Ecco, prego Alessandro. Sì, io direi adesso di andare a vedere un po' come abbiamo suddiviso, al di là delle collane, ecco, brava, come abbiamo suddiviso le varie pubblicazioni. A parte il fatto che potevamo suddividerle in tanti modi diversi, abbiamo pensato a queste 6 aree, questi 6 temi. Storia locale e Grande Guerra, Prima Guerra Mondiale, mestieri di ieri e di oggi, gastronomia, fiabe, archeologia, natura e paesaggio. Alcuni dei libri che mostreremo potrebbero andare benissimo anche in un altro di questi temi, in un altro di questi settori. È una suddivisione, diciamo così, fatta per comodità. Margherita, puoi andare col primo, secondo me, storia locale e Grande Guerra. Ecco, qui abbiamo raggruppato alcuni dei volumi pubblicati dall'Ecomuseo in questi ultimi anni, e siccome abbiamo di alcuni di questi libri gli autori, invece di parlare io, farei parlare direttamente gli autori. Per esempio abbiamo Giuliano Cescutti, che ha curato un volume intero e ha collaborato a un altro volume di quelli che vedete qui. Giuliano, raccontaci in pochissimi minuti, che è un'impresa impossibile, qualcosa dei tuoi libri. Proprio in pochissimi spunti sul primo in ordine cronologico, A caccia di tracce è la pubblicazione che è nata come punto di arrivo, in realtà un punto di arrivo intermedio
del progetto sulla Grande Guerra, l'altra mobilitazione gestito dall'Ecomuseo in collaborazione con importanti altri soggetti del panorama regionale, in particolare del Monfalconese. Il libro è un libro che fa sintesi di quella che è stata l'esperienza delle scuole e del territorio sui luoghi della Grande Guerra, sul nostro territorio, quindi parliamo di Pradis, di Meduno, ma anche di altri luoghi che non hanno dei fatti specifici, ma comunque sono stati approfonditi, come ad esempio la stessa città di Magnago. Quindi sono i racconti di questi ragazzi, delle loro esperienze nei luoghi, e sono molto, molto interessanti in quello che è stato fatto a livello di didattica in classe, come restituzione delle presenze sul territorio, e poi a questo si sono aggiunti gli interventi degli esperti che in questo svilupparsi del volume hanno approfondito vari aspetti legati ai luoghi stessi o a tematiche emerse anche da documenti recuperati dai ragazzi lungo questo percorso. Ad esempio, penso, per citare un caso, quello di Tre fratelli di Tramonti, le cui storie sono riemerse proprio dal lavoro di due piccole discendenti della scuola di Tramonti, che, recuperando a casa dei documenti di famiglia, hanno consentito di ricostruire una storia che altrimenti, anzi 3 storie che altrimenti sarebbero restate del tutto sconosciute. Il secondo lavoro invece, che è quello più recente, nasce dal ritrovamento di un memoriale scritto da un personaggio che io avevo già incontrato in precedenti studi. Si tratta di Giuseppe Del Fabbro. Giuseppe Del Fabbro di Lestance. Io avevo incontrato inizialmente questo personaggio dal punto di vista artistico, perché attraverso la scoperta di 2 quadri da lui dipinti che raffigurano 2 momenti della Grande Guerra a Lestance, il momento del novembre del 1917, l'invasione, quindi una vista, un olio che raffigura la piazza di Lestance al momento dell'invasione, e un ulteriore quadro che raffigura il momento del ritorno all'Italia, quindi dell'arrivo degli italiani, della ritirata degli austro-ungarici, siamo nel novembre del 1918. Quei 2 quadri mi portarono inizialmente a fare degli approfondimenti sulla storia di questo personaggio, che io inizialmente ritenevo fosse stato un testimone diretto della Grande Guerra a Lestance. Ad un certo punto però emerge un memoriale conservato da una pronipote di questo Giuseppe Del Fabbro. Giuseppe Del Fabbro, per ricollocarlo temporalmente, era nato nel 1885 e muore nel 1938, quindi giovane rispetto a quello che è il parametro della durata della vita media che noi abbiamo oggi. Giuseppe Del Fabbro, che io pensavo inizialmente non avesse partecipato alla guerra, invece si rivela essere stato combattente, e ci racconta in questo memoriale la sua storia, che è una storia che parte dal rientro dalle vie dell'emigrazione nel maggio del 1915 fino all'arruolamento, e poi l'esperienza, quella più forte, più tragica, che lui descrive con i tratti anche più forti in questo memoriale, che è un memoriale ricchissimo dal punto di vista del racconto, ma ricchissimo anche dal punto di vista iconografico e grafico decorativo, perché Giuseppe Del Fabbro era artista nel senso di essere scultore. Infatti nella sua vita farà il marmista, ma non semplicemente il marmista, lo scultore, farà il pittore, farà il decoratore. Ci sono tanti elementi di decorazione anche in questo ricchissimo memoriale. Ci racconta questa sua esperienza, prima sul San Gabriele nel 1917,
e poi per arrivare al passo dello Stelvio, alla zona di Bormio in particolare, dove lui conclude la sua esperienza di guerra. Io ho voluto lavorare su questo memoriale cercando di ricostruire quello che lui effettivamente vive, andando nei luoghi. Quella è una linea di interpretazione che io cerco quasi sempre di seguire nella ricostruzione delle storie, e in effetti andando sul San Gabriele prima, dove in realtà ci sono molte tracce, ma sono tracce meno riconducibili a singoli episodi, perché sono tracce evidentemente quelle sul San Gabriele di una guerra che lì si è svolta per molti mesi, ma poi sullo Stelvio, in particolare una situazione particolarissima. Siamo all'estremo occidentale del nostro fronte, dove si incrociavano 3 confini addirittura, quello fra Italia, Austria-Ungheria e Svizzera, la neutrale Svizzera, e lì abbiamo una situazione dove c'è stato molto facile, molto agevole, molto bello anche risalire ai luoghi che proprio Giuseppe del Fabbro ci racconta, dai prati fioriti di alta quota alle vette, agli stessi disegni che lui fa da cartografo in quel momento, e quindi una storia che poi si conclude felicemente col rientro di Giuseppe del Fabbro dalla guerra, ed un periodo probabilmente lungo di suo rifiuto anche di quell'esperienza, ma negli anni 30, al fiorire di quello che è la vastissima memorialistica degli anni 20, fine anni 20 e anni 30 in particolare, lui legge dei racconti di guerra e gli sorge, la conclusione di questo memoriale, gli sorge la domanda: perché se tutti questi hanno scritto, anch'io non posso scrivere? E quindi scrive questo memoriale, che non è proprio un memoriale perché non è contestuale all'esperienza, quindi non è un diario, ma è comunque un bellissimo documento che con questa pubblicazione credo abbiamo valorizzato. Grazie Giuliano, che ci ha parlato con grande passione dei suoi libri. Volevo aggiungere solo una piccola cosa per dirvi. A Caccia di Tracce l'abbiamo messo 3 anni fa, se non ricordo male, anche in un altro sito internet libero, su academia.edu, che è un altro sito dove si possono caricare libri e articoli e possono essere visti in tutto il mondo. Beh, in 3 anni è stato visto da oltre 1300 persone ed è stato scaricato da quasi 250 persone. E tra l'altro, siccome il sito permette anche di vedere dove sono le persone che accedono a questo libro, non solo in Friuli, ma anche in tutta Italia, e parecchie persone l'hanno visto, l'hanno scaricato il libro anche dall'estero. Quindi è una soddisfazione sapere che il nostro libro, La caccia di tracce, è uscito dalle nostre valli, dalle nostre montagne ed è finito un po' dappertutto nel mondo, per appassionati, per studiosi, per studenti, quindi abbiamo divulgato molto. Abbiamo poi la nostra presidente Rita Bressa, che è autrice o coautrice o curatrice di ben 3 pubblicazioni su Cimolais, che vediamo qui in alto. Rita, riesci adesso vi cambio di in 5 giacchetta. minuti 3 pubblicazioni. Sì, sono le cose che a me piacciono, queste sono le cose che a me piacciono. Io veramente due piccolissimi incisi, perché sono pubblicazioni locali, e nate a seguito di ricercazione da parte di un'associazione a cui appartengo, che è l'Associazione Intorno alla RIN, per fissare alcune tradizioni, alcuni usi. Ci siamo chiesti all'interno dell'associazione che cosa stiamo perdendo nel tempo, quindi che cosa sicuramente non ricorderemo. Quindi abbiamo cercato di raccogliere fotografie piuttosto che appunto racconti, piuttosto che narrazioni, rispetto a quello che pensiamo sia la cosa che adesso veramente stiamo perdendo, che è la religiosità, che per anni, secoli, è stata importantissima all'interno della comunità e che adesso, per vari motivi, si sta perdendo. Quindi abbiamo questi riti religiosi, dalle processioni prima, poi ai luoghi del credere. A Cimolais c'era già tantissimi anni fa, ancora sul popolo, era uscito il paese delle chiesette, come uno dei paesi che ha più capitelli e più chiesette, ed quindi abbiamo cercato di raccontare insieme agli eredi, perché sono quasi tutte chiese private,
agli eredi qual era stato il motivo per cui sono state costruite, e sono state veramente raccolte anche testimonianze toccanti di queste persone che ci credevano e quindi costruivano a seguito di voti queste chiese, un po' sparse su tutto il territorio. Cimolai Sieri oggi invece sì, è un altro percorso che abbiamo fatto, anche qui da un signore che aveva fatto questa grandissima raccolta di cartoline, e quindi abbiamo utilizzato le cartoline e abbiamo sovrapposto quelli che erano i luoghi di un tempo a quello che è il Cimolais di oggi, per far vedere come cambia proprio il paesaggio, l'architettura, come cambiando diciamo, la società, l'economia, ma più che altro l'economia, cioè le esigenze economiche, cambia anche il paesaggio. Abbiamo avuto anche un bravissimo fotografo che è riuscito proprio a sovrapporre le foto di un tempo, non è riuscito a farle tutte perché i luoghi di alcune foto, di alcune cartoline ormai sono diventati boschi, dove prima c'era il prato, quindi non è stato impossibile sovrapporre l'immagine, ma è un bellissimo raccolto. Anche qui poi abbiamo raccolto le testimonianze di cimoliani di ieri e cimoliani di oggi, perché questo è stato fatto insieme anche ai ragazzi delle scuole dell'istituto scolastico del Plesso di Clout, in cui da una parte c'è il racconto di un tempo e da una parte c'è il racconto di oggi. E questa è stata la sorpresa, perché si dice sempre che ai ragazzi non piace abitare in paesi sperduti, in paesi con poche persone, in paesi fuori nelle montagne, ai ragazzi piace la città o quantomeno la pianura. Invece i nostri ragazzi di Clout hanno detto che vivono benissimo nel loro paese, che vorrebbero vivere sempre nel loro paese, e sono però consapevoli, quindi molto maturi sti ragazzini, delle difficoltà che i nostri paesi hanno. Ed è stato veramente bello, perché non sono stati guidati, è stato un loro pensiero insieme con gli insegnanti, però è stato veramente un pensiero che ci ha aperto un po' anche, ci ha dato un po' anche di speranze in un futuro. Io mi fermo qui. Poi andate a leggere i libri se volete, anche se sono locali. Grazie, grazie Rita. Cambiamo zona delle nostre montagne, andiamo a raccogliere un'altra perla infilata nelle nostre collane. Andiamo a Clauzetto. Claudio D'Agostini, raccontaci un po' queste storie di gente e di cognomi a Clauzetto, dal Settecento all'altro ieri. Grazie Alessandro, a cui sono debitore, ci tengo a dirlo, di una revisione attentissima del testo. Storia di gente e di cognomi è nato da un'iniziativa del 2019 della nostra associazione Antica Pieve d'Asio, una mostra che abbiamo intitolato Onomastica, presentata in quell'estate, una quindicina di pannelli centrata sul tema dei cognomi e dei nomi presenti a Clauzetto attualmente e raffrontati con quelli di 3 secoli fa, da qui le 2 date che vedete nel titolo. Da questa mostra è poi partita una ricerca di documenti, immagini e testimonianze sulle persone che hanno portato i cognomi tipici di Clauzetto. Sono presenti nel nostro territorio con una continuità veramente sorprendente, ormai secolare. Ci sono testimonianze del più antico documento presente della nostra Pieve, che era, dico perché attualmente irreperibile, un catapano, del 1400 addirittura. Poi, attraverso l'emigrazione, questi cognomi sono stati portati moltissimi in Carnia, dove nelle valli si trovano i Cescutti del Missierre, i Brovedani, i Politi, eccetera. Quali cognomi sono stati scelti? Nella prima parte c'è una carrellata su 13 cognomi che sono stati scelti tra quelli che sono storici, cioè che esistono nella Pieve, Antica Pieve d'Asio, ormai da secoli. Non sono stati presi in considerazione invece i cognomi più recenti. Su alcuni cognomi si avevano a disposizione dei documenti interessanti, privilegiando non tanto gli archivi, che pure sono importanti, quali l'archivio di Venezia, l'archivio di Diocesano di Pordenone, ma quelle piccole raccolte molto preziose degli archivi privati. Quindi dalla
maggiore o minore disponibilità di documenti dipende la lunghezza più o meno maggiore dei contributi. Sono delle microstorie, se volete, delle persone che hanno portato questi cognomi, sullo sfondo però di fenomeni ed eventi più ampi di cui qualche volta le persone non sono neppure consapevoli. Così, collocandoli, ed è questo il metodo che si è voluto seguire, queste microstorie sullo sfondo di eventi, di fenomeni molto più grandi, si è dato ragione di queste piccole storie, ma nello stesso tempo della grande storia, la quale è tessuta di tanti piccoli episodi, tante piccole storie che poi si riferiscono alle persone. Questo libro è è diviso in due parti. C'è una prima parte appunto con queste storie delle persone che hanno portato i cognomi. Andiamo da un falegname a un predicatore del Settecento, a un fabbricatore di fiammiferi, da un fabbricatore di fiammiferi a Venezia, a un fabbro, a un venditore di cappelli, di cui c'era una forte produzione nella nostra zona, anche se non proprio a Clausetto. E i documenti e le fotografie costituiscono il perno della narrazione, quindi ho preferito lasciare da parte quello che di solito si trova negli studi storici, cioè l'apparato di note, delegando, per così dire, a una nota bibliografica finale l'idea dei concetti, dei percorsi che sono stati la guida in questo libro. È stato fondamentale avere una impaginazione che valorizzasse il dialogo continuo che c'è in questo libro tra il documento, l'immagine e il testo. E quindi mi sento qui di esprimere un grazie veramente caloroso a Margherita. È un lavoro nato dal basso, andando a parlare con le persone, chiedendo che cosa contenessero nei loro archivi. E per questo la copertina è una copertina molto, molto semplice, molto modesta, è semplicemente l'iniziale di corredo di una sposa del 1950. Grazie. Grazie a Claudio, un libro veramente interessante, chi non l'ha ancora letto se lo procuri perché è veramente interessante. Passiamo a un'altra perla delle nostre collane. Mi pare che ci sia qualcuno anche di San Leonardo del progetto Pellegrin che può raccontarci qualcosa di queste pagine ingiallite ma interessantissime. Ecco, buonasera. Ecco qui. Io sono una delle autrici, quella meno titolata. Questo libro l'ho fatto in compagnia di Anna Maria Dell'Agnolo, io sono Lavinia Zorat e premetto che lei ha lavorato una vita intera come archivista alle Belle Arti a Venezia, quindi già aveva dimestichezza con vecchi registri, ma soprattutto aveva la curiosità per i cognomi, essendo lei originaria di qui e ritornata a vivere qui, per i cognomi della sua famiglia, e così abbiamo pensato di visitare un grande cassetto meraviglioso che è l'archivio diocesano di Pordenone. Cercando altro poi è venuto fuori tutto un altro tipo di ricerca e il libro Pagine Ingiallite è proprio il primo della collana Cassetti di Comunità, titolo che viene da un'idea molto, diciamo, vecchia che avevamo già da tanti anni. Era partita con un nome più grezzo come discarica culturale, nel senso di raccogliere tutto quello che nei cassetti rimane, molto spesso anche quando cambiano di mano, di proprietà, le case vanno a persone estranee, viene buttato via, e quindi si era pensato già una quindicina d'anni fa di cominciare a raccogliere
queste testimonianze di gente semplice, di gente che non è passata agli onori della storia, ma che ha contribuito a farla la storia. E poi ci è venuta questa idea di cominciare a raccogliere tutto quello che era possibile, materiale documentale, fotografico, atti notarili, eccetera. E tra queste cose anche tutto quello che riguarda le famiglie, e questo libro è dedicato proprio alle famiglie, ai vecchi cognomi della nostra comunità. È nato per altri motivi, cercando di costruire alberi genealogici, e poi quando siamo arrivati in questo posto meraviglioso che è l'Archivio Diocesano, abbiamo trovato nei faldoni un registro matrimoni e morti che va dal 1585 al 1678, che ci ha stuzzicato anche perché è isolato rispetto agli altri registri. C'è poi un buco di circa un secolo, per cui se si vuole fare una ricostruzione di albero genealogico non si va tanto indietro, si va fino al 1700 eccetera, e questo rimaneva fuori. Cosa ne facciamo? Ne facciamo leggendo e decifrando con tante ore piacevoli, decifrando queste vecchie scritture dei parroci di San Leonardo del tempo. Abbiamo trovato un sacco di informazioni, non solo i nomi e i cognomi, che abbiamo pensato di organizzare come un elenco telefonico, e per quello che si chiama pagine ingiallite, perché era nato proprio come le pagine bianche o le pagine gialle, riporta gli elenchi in ordine alfabetico dei cognomi di San Leonardo del tempo. Mettere solo quelli stimolava magari la curiosità dei paesani per vedere se il proprio cognome c'era già oppure no, però abbiamo ricavato non solo l'elenco dei nomi e cognomi, in realtà i registri sono una fonte immensa di altre informazioni più o meno volute o non volute da chi li ha redatti. E abbiamo cercato anche noi di contestualizzare, inserendo nel periodo storico e religioso soprattutto le informazioni che abbiamo trovato, e arricchendo anche con immagini di affreschi e di pitture della nostra parrocchia, sempre relativi a quel tempo. Tra l'altro nella vecchia chiesetta dello Spirito Santo di San Leonardo ci sono i nomi di 2 committenti, e uno lo abbiamo proprio trovato in questo registro. Non vi dico che soddisfazione. Ci sembra di aver fatto, diciamo, un lavoro di tipo divulgativo, anche perché non abbiamo proprio elementi noi per fare della storia vera e propria. Ci sembra una cosa leggera, in punta di piedi, però significativa. A noi è piaciuto tanto farlo, e spero che se qualcuno lo legge abbia altrettanto piacere e si gode, insomma, anche quelle. Abbiamo messo anche delle cose simpatiche, ecco. Perfino uno scoop, noi lo abbiamo chiamato scoop. Abbiamo trovato nel registro una pagina tutta scarabocchiata, corrisponderebbe al periodo in cui il famoso padre Marco Daviano, fanciullino, era venuto dallo zio parroco, che era parroco qui a San Leonardo, ad apprendere i primi rudimenti del sapere, e sembrano proprio quei pregrafismi dei bambini che hanno 3-4 anni e imitano gli adulti, tracciando queste righe di scarabocchietti. Noi l'abbiamo voluto mettere così come scoop, magari non c'entra niente, però
tante volte nella ricostruzione della storia i buchi li copre chi prende in mano i documenti e cerca di farsi delle domande e darsi delle risposte. Un accenno solo alla copertina, che all'inizio era prevista proprio strutturata come l'elenco telefonico, e poi invece abbiamo preferito mettere un particolare della copertina di questo registro parrocchiale all'inizio con un piccolo strappo che ci permette di vedere una parte di quello che c'è scritto dietro, un frammentino proprio, ed è lo stesso concetto che ci facciamo noi, perché guardando queste cose vediamo veramente solo dei piccoli frammenti e il resto ce lo dobbiamo mettere. Il retro è sempre lo stesso registro, è una ricucitura che è il lavoro che abbiamo tentato di fare noi componendo questa piccola ricerca. Non aggiungerei altro. Grazie. Bene. Ringrazio Lavinia Zorat per questa presentazione. Adesso chiedo a Margherita Venturelli, che è con noi, di essere super sintetica perché ci deve parlare di 2 pubblicazioni, Ingegneria delle acque e Cartoline d'archivio, che riguardano entrambe Aviano. Margherita, raccontaci in 2, 3 minuti, 4 minuti queste 2 belle pubblicazioni. Sì, grazie, buonasera a tutti. La collana in cui sono state inserite le 2 pubblicazioni non potrebbe essere più felice, più indovinata, è quasi una metafora. Sono state inserite in cassetti di comunità perché entrambi i lavori che hanno poi dato come frutto le pubblicazioni sono stati condotti come un aprire i cassetti dell'archivio storico del Comune di Aviano. Quindi passiamo dal riferimento all'archivio di Stato e in particolare l'archivio diocesano, cui ha fatto accenno la precedente relatrice, e ci collochiamo sui documenti di un archivio comunale. I lavori nascono, devo dire, sono stati condotti nel periodo della pandemia, in piena pandemia, dimostrazione, era il periodo in cui anche i luoghi della cultura e dunque tra questi anche le biblioteche furono costretti a spegnere a lungo le proprie luci e a ridurre i servizi. Ma ciò a dimostrazione del fatto che se si spengono le luci non sempre fortunatamente si spengono le idee. Quindi sull'onda dell'entusiasmo e spinti, motivati da grande curiosità e da un amore per la propria comunità, si è composto un gruppo di lavoro che io ho avuto il piacere di coordinare. E in entrambe le occasioni ho coinvolto diverse professioni, in particolare un archivista. Io qui rappresento tutti coloro che hanno lavorato su entrambi i progetti. Sto parlando di Ingegneria delle Acque, che ha visto la luce nel 2020, Ingegneria delle Acque dalla natura all'uomo, e parlo di Cartoline d'archivio, che abbiamo licenziato graficamente proprio poche settimane fa, Cartoline d'archivio, spigolature dall'archivio storico Mario Giovanni Battista Altan del Comune di Aviano. Io rappresento in questo momento il gruppo di lavoro nelle persone dell'archivista Giovanna Frattolin, della dottoressa avvocato Vera Clarita Bortoluzzi, e per Ingegneria delle Acque devo ricordare anche Stefano Gislon, fotografo appartenente, esponente di una famiglia di fotografi che opera in Aviano da diverse generazioni. Molto brevemente, la prima pubblicazione
È una pubblicazione tematica. Abbiamo voluto, a partire da una ricerca appunto condotta tra i documenti dell'Archivio Storico di Aviano, abbiamo voluto ricostruire la tradizione dell'impiego delle risorse idriche, in particolare appunto nel nostro territorio, la pedemontana avianese, e componendolo anche qui non dal punto di vista di un lavoro storico, ma come lavoro intenzionalmente divulgativo, componendolo avvalendoci di diverse professionalità e coinvolgendo appunto il fotografo che ci ha spalancato il suo archivio fotografico privato. E il volume si presenta appunto in modo corredato da questo apparato fotografico a colori e soprattutto in bianco e nero, che racconta il tema, appunto l'uso l'impiego ingegnoso da parte dell'uomo delle acque del nostro territorio, attraverso appunto delle immagini che risalgono alla metà del Novecento. Nel secondo caso, cartoline d'archivio, si è voluto fare un lavoro metodologicamente diverso, sempre stando al di qua del lavoro proprio dello storico. Il nostro gruppo non aveva, anche per scelta, non è stato composto da storici, ma è stato composto appunto da una bibliotecaria, quale sono io, dall'archivista e dall'avvocato Bortoluzzi. Cartolina d'archivio non ha voluto seguire la linea tematica, ma possiamo dire che a questo punto che è stato pluritematico. Sono state delle vere e proprie spigolature, naturalmente motivate, pensate, progettate, discusse e concordate assieme, che hanno prodotto una scelta variegata e peraltro molto interessante di ciò che un archivio storico comunale di natura amministrativa è in grado di restituire. Io vorrei concludere questa brevissima presentazione, per la quale ringrazio il Comuseo per lo spazio concesso, con la lettura di due righe dell'introduzione che abbiamo scelto, perché il focus, è già stato detto, il focus è la comunità, e la comunità è depositaria di saperi che le carte d'archivio per fortuna conservano, e vi è un obbligo da parte, nel caso di un archivio storico comunale, da parte dell'ente proprietario, di conservarle adeguatamente, come detta peraltro il Codice dei Beni Culturali. Io vorrei dedicare, ed è stato dedicato Cartoline d'archivio, alla comunità, e leggendo queste due brevi righe che hanno ottenuto tra l'altro il plauso del sovrintendente archivistico, dottor Luca Caburlotto, che ringrazio pubblicamente per il sostegno. Sfogliando le cartoline di questa pubblicazione è stata data voce ai senza nome, a tutti coloro che, pur ai margini della storia, con la S maiuscola, sono stati protagonisti della propria storia. In un archivio di natura amministrativa come questo, generato da un ente pubblico e dunque di carattere prevalentemente istituzionale, in filigrana la comunità emerge, freme, pulsa, coi suoi nonsoli, i podestà, le guardie campestri, i parroci, i maestri elementari, gli scolari esemplari e quelli assenti perché impegnati a lavorare nei campi, le balie, i disertori, le meretrici, donne e uomini, adulti e bambini che si muovono vivi come in un affresco di recente restauro, accanto ad imperatori, re, generali e prefetti. E il lavoro si è concentrato sulla documentazione che è in possesso del Comune di Aviano e che racconta appunto una parte della storia della comunità,
si va dalla metà del Settecento fino al 1990. E queste ragioni cronologiche sono dettate dal fatto che i comuni sono entrati in possesso dei propri archivi, i comuni del territorio della Serenissima sono entrati in possesso dei propri archivi alla caduta della Serenissima alla fine del Settecento. Un ultimo piccolo riferimento, siamo un afflato di Ministero della Cultura, permettetemi, siamo nel mese dedicato ai libri, questa è la settimana della cultura friulana, quella che stiamo celebrando, ma siamo anche all'interno del maggio dei libri, per cui viva insomma le pubblicazioni e i lavori di ricerca. Grazie. Grazie Margherita, grazie, sono veramente 2 bei libri che consiglio anche questi a tutti di leggere. Ci tocca un po' correre perché vedete che questi volumi, se ci fermiamo un attimo, facciamo no mezzanotte, facciamo domani mattina. Passiamo a un'altra area tematica, i mestieri di ieri, i mestieri di oggi. Qui ognuno di questi libri meriterebbe un lungo discorso, sono uno più bello dell'altro. Darei la parola a Chiara Viani. Chiara, raccontaci tu un libro, 2 libri, vedi tu. Ricordandoti che prima di mezzanotte vorremmo essere a letto tutti. Certo. Guardando queste slide con le copertine mi vengono in mente tante persone che, come dicevi tu, hanno scritto storie d'amore in questi libri. Penso al maestro Rino Pastorutti, no? Con un titolo così, Mosaico per amore, in cui lui non si è mai vantato delle sue opere, non si è mai vantato delle grandi opere che ha realizzato in giro per il mondo, ma ci ha regalato un viaggio d'amore, come dice bene lui, che è fatto di emozioni. Sono quadri insoliti, sono opere che magari qualcuno non si aspetta, sono molto introspettive, però danno veramente il senso di quanto lui abbia dedicato a questo dialogo tra poesia, mosaico e luce. Ecco, racchiuderei proprio con queste 3 parole. È un libro molto interessante perché avvicina il mondo del mosaico in maniera diversa. È scritto comunque da una persona che ha un'esperienza straordinaria ed è veramente un gran bel viaggio d'amore. E poi, guardando un po' questi libri, mi viene in mente Le latterie, uno dei primi grandi lavori che abbiamo fatto coinvolgendo i soci per raccogliere le storie legate a questi mestieri ormai in via di estinzione, no? Non che non ci sia più il formaggio, ma non ci sono più le produzioni come un tempo, non ci sono più le ritualità, non ci sono più le storie che ci si trovava a condividere in luoghi come le latterie o i mulini. Ed è un omaggio a chi ha dedicato anima e vita nei paesi per le produzioni casearie, ma soprattutto un omaggio anche a tutti quegli edifici che spesso e per fortuna magari hanno anche cambiato destinazione d'uso per essere ancora luoghi di comunità. E poi guardando questi titoli, alcuni molto particolari tipo Razza di Povegna, Stompli di Crognal, non riuscirò mai a pronunciarlo nonostante l'abbia letto 50.000 volte, che è una bellissima pubblicazione curata da Patrizia Bertoncello, con naturalmente Gianni Coledani e il bravissimo etnobotanico che ha curato proprio tutti gli aspetti legati alle diverse essenze che vengono utilizzate per la costruzione di un cesto, ed è un libro dedicato ai cesti della Val Tramontina. I cestai, detti gears, sono uno di quei mestieri che proprio nella valle hanno creato una storia importante per l'economia della valle. È un libro molto interessante, credo che ognuno di noi, una volta che abbia letto le storie raccontate anche attraverso aneddoti, possa riconoscere da lontano il cesto della Val Tramontina, che è quel cesto a fascioni bianchi e neri che ogni tanto ritroviamo magari come cimelio, come oggetto che non ha più la funzione di un tempo, ma ha solamente una funzione di abbellimento.
quanto sarebbe bello che in valle ritornasse questo mestiere. Si stanno facendo diverse iniziative, però non è più purtroppo una pratica consueta, ma si è trasformata più che altro in forma d'arte, e speriamo insomma in qualche modo di riuscire a riavviare questa attività. Legandoci sempre alla Val Tramontina, mi viene in mente appunto il libro degli Arvars, che è un altro mestiere tipico della valle. Gli Arvars erano i calderai, quelli che andavano ad aggiustare le pentole. Una storia che parte anche questa da Tramonti di Mezzo, una storia errante, una storia che ha portato tantissimi uomini e anche bambini a cercare fortuna in giro per l'Italia, soprattutto in zone che si espandevano addirittura fino all'Emilia Romagna. Anche qui Gianni Coledani ha fatto un lavoro molto preciso e delicato, nel senso che ha raccontato una storia di uomini, una storia di una comunità che ha saputo far di questo mestiere un qualcosa di importante. Se pensiamo solo ad esempio alla ditta Ferroli, che fortuna ha avuta oggi nel mondo, e sono partiti da questa storia di Arvars, di questi calderai appunto della Val Tramontina. Gli Arvars avevano poi un linguaggio particolare, e qui sempre Gianni Coledani ha raccolto proprio alla fine di questa pubblicazione un piccolo dizionario che permette di conoscere questo linguaggio zingaresco che veniva utilizzato per diciamo finalizzare meglio i commerci tra appunto questi calderai. Un altro bel dizionario è allegato al libro degli Sleeper Ars, altro mestiere della Val Tramontina, che appunto è legato a tutto il mondo di questi migranti che andavano a costruire le ferrovie. Gli sleepers non sono altro che le dormienti, cioè le assi di legno che noi troviamo nelle ferrovie, e che appunto venivano lavorate da queste persone che tipicamente venivano da alcune zone proprio della Val Tramontina. Non so se poi ho ancora spazio per qualche altra pubblicazione, ma... Hai un minuto, Chiara. Ancora un minuto. Ho cercato di essere brevissima, ma... Sei stata bravissima, un minuto, vai. Sì, un minuto per dire che cosa? Per dire tante cose. Scorrendo le pagine di questi libri si vedono tantissime foto, tantissime immagini di paesaggi che si sono trasformati in questi anni, e quindi il suggerimento è quello proprio di leggerseli, anche perché quando si inizia già dalle prime pagine ci si accorge che la storia si fa interessante e intrigante, non si vorrebbe mai smettere. Un'altra storia interessante è quella dei cuochi e delle cucine, di tutta la realtà migratoria che si è sviluppata nella nostra pedemontana pordenonese da fine Ottocento, quando a cercar fortuna appunto moltissimi uomini sono partiti per lavorare negli alberghi, nella ristorazione, partendo da casa senza un mestiere, ma rubando con gli occhi e con saggezza e con senso anche imprenditoriale. Molte di queste persone sono diventati poi degli chef, dei maître d'hôtel molto affermati, e che poi fortunatamente sono anche ritornati in queste terre a contaminare con una cultura enogastronomica un territorio che in questi anni sta facendo veramente parlare molto bene di sé. E visto che hai appena parlato di cuochi e di cucine, io direi di andare nei libri di gastronomia. E qui abbiamo Franca Teia, che ha collaborato a un paio di questi libri, e anche a lei chiediamo il massimo della sintesi, perché ci sarebbero tante cose da dire. Franca, raccontaci qualcosa. Ok. Allora, qui però non vedo la mia ultima produzione. È vero che ho collaborato. Sentite? Sì. Sì. Sì, boh. È vero che ho collaborato alla realizzazione del libro Mele Antiche, frutto di passione.
essendo anche una volontaria del gruppo. E dirò brevemente che sono state recuperate in parte delle ricette del territorio, ma molte sono state così, diciamo, create ex novo, ricette che però avevano come denominatore comune il fatto che si fossero pensati gli abbinamenti con i prodotti del territorio. Quindi abbiamo pensato alla petina, abbiamo pensato al formai del CIT, abbiamo pensato alla trota di San Daniele, quindi un po' allargando anche la rosa delle proposte, proprio così, non solo legate proprio alla zona, diciamo, di produzione. Ecco, ed è riuscito un ricettario simpatico e molto apprezzato. Quando noi organizziamo la nostra festa delle mele antiche nei vari paesi del comprensorio delle mele antiche, questo è un libro che si colloca molto, molto bene nel mercato, tra virgolette, dei libri. Ecco, io dirò velocemente qualche cosa sul libro Pestifs, Pasticci, che non vedo nella schermata. Sì, è a destra, Franca. Allora forse... È coperto dalle nostre immagini, è quel 14 che spunta. Però... Sì, ecco. Allora, come dicevo, in velocità, 4 nomi diversi per indicare lo stesso cibo. È un cibo a base di rape fermentate che è, diciamo, che io ho cercato così di conoscere in maniera un pochino più approfondita e anche legandolo ad una ricerca fatta soprattutto in Valcellina e nella Val Vajont, ma anche, diciamo, nel paese di Vajont, perché lì in questo paese è viva la tradizione di far fermentare le rape e poi di fare anche questo cibo. La ricerca è stata fatta nei vari paesi della Valcellina, a partire da Andrei su fino a Casso, e raccoglie degli spunti relativi sia alla semina delle rape, alla raccolta e soprattutto a questa pratica della fermentazione, che è una fermentazione molto particolare, una fermentazione aerobica che diciamo abbastanza singolare, abbastanza unica e che veniva praticata nelle zone, diciamo, di montagna dove questa pratica avrebbe garantita la conservazione di questi vegetali fino al loro consumo e anzi fornendo loro un apporto di vitamine, di nutrienti molto, molto valido. Ecco, poi il libretto che io avevo fatto in un primo tempo in maniera così anche un po' più semplice, è stato arricchito, e devo ringraziare la Rita Bressa, è stato arricchito con una parte che abbiamo aggiunto in base all'esperienza di semina collettiva, raccolta collettiva e laboratorio che abbiamo fatto nel mese di ottobre a Cimolais. Noi auspichiamo che diciamo, questa pratica abbia quella della coltivazione e della fermentazione, quindi e la promozione di questo cibo anche nella ristorazione, soprattutto diciamo della montagna, possa continuare e possa essere veramente così apprezzata e valorizzata. Attualmente chi utilizza questo cibo è, non so, posso fare nomi di ristoranti, è il ristorante La Vallata Barcis e a Erto tre locali, diciamo così, delle trattorie della ristorazione di Erto, appunto. Quindi un piatto che potrebbe essere, diciamo, stare bene nel paniere della Valcellina. Non sto a spiegare un po' tutte le altre
diciamo così, le informazioni che sono contenute, penso che questo possa essere sufficiente. Sì, grazie Franca. Prego. Ci hai fatto venire appetito nonostante l'ora. Andremo ad assaggiarlo. C'è la Bruna grazie. della Vallata che lo propone nel suo menù della Vallata Barcis. Ma prima leggiamo il tuo libro e gli altri libri gustosi, diciamo, e poi assaggeremo e gusteremo ancora meglio. Va bene. Grazie. Prego. Andiamo con la prossima slide, il prossimo tema, le fiabe. E qui Margherita Piazza, ci dici qualcosa tu? Sì, vi dico velocemente qualcosa sulle fiabe. Questa è una bellissima collana, mi piace molto impaginarla perché è quella più creativa, soprattutto è fatta, come dicevo prima, dai bambini. È frutto delle ricerche e dei laboratori che i bambini fanno a scuola, e qui bisogna fare un ringraziamento particolare e dei complimenti alle maestre e ai maestri che li stanno seguendo perché hanno fatto dei bellissimi lavori. Loro lavorano come matti durante l'anno e alla fine producono queste belle pubblicazioni. Queste pubblicazioni raccontano di storie di paese, mi viene in mente quelle della scuola primaria di Meduno, parlano di Agane, parlano insomma delle storie che ci sono state raccontate da piccoli e che magari qualche testimone è stato anche a scuola a raccontare poi ai bambini durante le ore di lezione. I bambini appunto hanno prodotto queste illustrazioni, sono tutte bellissime, sono fatte a mano dei bambini e quindi insomma vi invito a leggerli tutti quanti. Se andate nel nostro sito, oltre a poter leggere insomma di che cosa trattano, quindi un breve cenno insomma su quella che è la trama della storia, per alcune si può anche vedere la lettura narrata. Qui ci tengo particolarmente a questo progetto che abbiamo fatto con le maestre e con alcuni lettori amici dell'Ecomuseo, perché durante il periodo di pausa forzata che abbiamo avuto con il Covid, quindi eravamo tutti quanti a casa, questi bambini e queste maestre si sono cimentati nel leggere le loro storie. Qui abbiamo raccolto i loro file audio, abbiamo creato questi libri sfogliabili e i bambini li raccontano. Quindi vi invito a vedere e ascoltare le storie narrate che troverete nel sito dell'Ecomuseo. Grazie Margherita, grazie. Andiamo con la prossima area, ci avviciniamo alla fine. La prossima slide ci porta all'archeologia, perché i nostri territori sono territori ricchi di archeologia. Ognuno di questi libri meriterebbe tante parole, quello del Castello di Topo, quello di Castelnovo, le marmotte, i cacciatori del Paleolitico. Mi fermerei per partigianeria, essendo di Pocenigo, sugli ultimi due, cioè quelli che riguardano il Palù di Livenza, ai quali ho avuto modo di collaborare a entrambi. Il Palù di Livenza sapete che è un sito UNESCO, riconosciuto UNESCO, è famoso per le sue palafitte del Neolitico, che hanno oltre 5.000 anni, sono state scoperte circa 50 anni fa, un po' più di 50 anni fa per caso, e sono un insediamento estremamente interessante di cui si conosce solo per il momento una piccola parte. Sono stati condotti in questi ultimi anni ulteriori studi che hanno scoperto una serie di elementi, non dico straordinari per esagerare, elementi unici in Italia o addirittura in qualche caso unici in Europa. E ripeto, questo si tratta solo di una piccola parte di quello che nasconde il terreno torboso della zona del Palù di Livenza. Ci hanno detto che adesso per un bel po' di anni non si scaverà più, perché hanno trovato talmente tanto in quel piccolo scavo che hanno fatto in questi anni, da aver bisogno di almeno una decina d'anni per esaminare, studiare e ragionare sul materiale trovato. Quindi questo giusto per darvi un'idea dell'abbondanza di questo sito. I due libri che abbiamo fatto, uno è un libretto didattico che è diretto ai bambini delle elementari, delle medie, ma delle superiori, ma va benissimo anche per gli adulti, per un avvicinamento rapido, veloce e semplice al mondo delle palafitte e appunto al villaggio di Palù di Livenza. Invece il Palù di Livenza e le palafitte del sito UNESCO, nuovi studi e ricerche, è un volume molto più sostanzioso,
scritto da specialisti archeologi, e la cosa interessante, per uscire da una visione troppo localistica, troppo provinciale, ci sono riferimenti continui a località italiane e non solo italiane, simili in qualche modo al Palù, dove sono stati trovati altri villaggi palafitticoli, e ci permette di scoprire analogie e differenze con il Palù. Quindi 2 libri molto interessanti, ma ripeto, anche tutti gli altri che vedete sono di grandissimo interesse, compreso quel Marmotta e cacciatori del Paleolitico a Pradis, che è uno dei più vecchi, se non il più vecchio libro dell'Ecomuseo, che conserva tuttora una notevole validità e interesse. Possiamo andare avanti. Qui sotto la voce natura e paesaggio abbiamo messo dentro un po' di tutto. Io farei parlare, non potendo parlare di tutti questi libri, un paio sono anche miei, quindi non fatemi parlare dei libri miei, Le acque di Polcenigo e le malghe, le storie di malghe di Alpeggio nel comune di Polcenigo. Io farei parlare Alessandro Borossi, mi pare che ci sia, vero? Ci sono, eccomi qua. Alessandro, raccontaci qualcosa del libro che hai seguito tu. Semplicemente, diciamo, mi è piaciuta una frase utilizzata all'inizio, dove avete detto che il passato, il presente per il futuro. Diciamo che la mia è stata un'elaborazione di un testo degli anni '80, dove i cittadini andreani avevano raccolto gli usi di determinati 50, diciamo, erbe spontanee del territorio di Andreis. Essendo io un naturopata diplomato, mi è arrivato in mano questo scritto, ho detto aggiorniamolo con le nozioni del presente, con eventuali fotografie, e qui ringrazio Fabiano Bruna e il grande Adriano Bruna per la collaborazione che mi hanno dato, la Margherita per l'impaginazione, il museo, eccetera, eccetera. E si è voluto recuperare, appunto, fare delle 50 monografie di queste erbe, accompagnate chiaramente dalla foto dell'erba spontanea, al fine di riconoscerla, perché per utilizzarla è importante conoscerla, e aggiornando il vecchio scritto. Quindi abbiamo utilizzato gli ieri nel presente per il futuro, e abbiamo aggiornato appunto queste monografie con un qualcosa di non solo tradizionale ma anche di scientifico. Pardon. È successo che abbiamo voluto inserire all'interno delle monografie anche le varie interazioni delle erbe con i farmaci, perché chiaramente sappiamo che le erbe possono provocare qualcosa di buono, ma anche qualcosa di non buono se vanno ad interagire con i farmaci o determinati tipi di alimenti, appunto. E quindi non volevamo neanche perdere la tradizione, quindi abbiamo inserito anche i nomi andreani, che purtroppo ahimè siamo arrivati tardi perché tanti li abbiamo persi, ma quello che siamo riusciti a recuperare è andato bene. Semplicemente una raccolta di cosa si può fare con le erbe, delle proprietà delle erbe, sia dal punto di vista enogastronomico, sia dal punto di vista medicinale, con tutti gli aspetti positivi e negativi riguardo alle erbe stesse. Abbiamo aggiunto, molto semplicemente, dopo chiudo l'intervento, abbiamo aggiunto una piccola base di naturopatia, ovvero abbiamo parlato generalmente di cos'è un gemoderivato, di cos'è un fitopreparato, di come si possono fare queste semplicissime preparazioni anche a livello casalingo, da un infuso a un decotto, a un risotto con delle erbe, e perché no, anche alcuni liquori che possono essere utilizzati con parsimonia per la digestione, per favorire la digestione, per favorire l'appetito, eccetera, eccetera, eccetera. Semplicemente questo. Grazie. Grazie Alessandro, grazie. È un libro anche questo estremamente interessante. Come tutti, io non sarei in grado di fare una graduatoria tra qual è il più o il meno interessante. Sono, ripeto, come ho detto prima, tante piccole perle, ognuna, oppure tante piccole luci che illuminano vari settori del nostro mondo, delle nostre valli e delle nostre montagne.
mi viene in mente una cosa che volevo chiedere a Margherita Piazza. Ma se qualcuno volesse procurarsi questi libri, Margherita, oltre che chiederli in prestito che abbiamo spiegato prima, ne abbiamo ancora nell'Ecomuseo? Possiamo... Dici qualcosa sulla reperibilità? Sì. Allora, dunque prima abbiamo parlato assieme a Simonetta anche della questione del punto prestito, però alcuni libri sono disponibili anche presso la nostra sede. Ve li possiamo appunto dare con una piccola donazione liberale, quindi alcuni di questi sono presenti. Magari telefonateci prima, telefonate presso i nostri uffici in modo da essere sicuri che quel libro insomma ce l'abbiamo in sede. Se non ce l'abbiamo noi magari può avercelo il socio o l'autore, quindi magari riusciamo a combinare, perché alcune copie sono proprio andate a ruba per alcune pubblicazioni, quindi è possibile che qualche pubblicazione proprio non ci sia nei nostri magazzini e ci dispiace, però insomma faremo di tutto per recuperarla. Ecco. Quando i libri vengono esauriti è un buon segno. Sì. Il problema è quando restano chiusi nelle scatole, allora vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, ma quando i libri vanno via e si esauriscono è un ottimo segnale. Ecco, questo certo. Quindi il fatto che diversi siano esauriti ormai anche da anni depone a favore dell'Ecomuseo di Saganis. Vuol dire che dovremmo prevedere la ristampa, Alessandro. In qualche caso conviene ristampare, sì, perché comunque magari anche la revisione ristampa, diciamo. Dai. Ecco. Sì, ci pensiamo. Sicuramente. Rita, visto che ci sei come presidente, io se non c'è qualcun altro che deve chiedere, deve intervenire, deve dire qualcosa, direi vista l'ora, Rita, chiudi tu qualcosa. Sì, chiudiamo, ringraziamo tutti i partecipanti ed c'è stata una bellissima serata, ci siamo parlati più che altro fra di noi, ma va bene questo anche, così ogni tanto anche conoscere quelli che stanno lavorando sul campo. Grazie a tutti di aver partecipato. Buonanotte. Buonanotte. Grazie a tutti gli autori, grazie per aver partecipato. Grazie a tutti. Ciao a tutti.